Onde. Buonasera a tutti e bentornati all'Avvocato Risponde dall'Avvocato Collovati. Quest'oggi sono con L'avvocato Leonardi che ride, lui ride, mi piace perché ride sempre lui, Ma prende le sì, ma cose con anche perché, allegria. cara Celeste, noi Bravo. facciamo un lavoro dove siamo Dove talmente ridere in non è fase il massimo. conflittuale, sempre, tutti Vero. i giorni. Quindi allora, fuori dalla nostra, esatto, brava. Ecco, questa lavoro vogliamo ridere Oh. e vogliamo far ridere anche i nostri radioascoltatori. Oggi abbiamo anche la nostra la regista, nostra Sveva, ciao Sveva, che è bravissima. salutiamola. Ciao, grazie, Io non l'avevo ancora grazie. conosciuta, grazie anche a Esatto. lei. E quindi Allora, siamo non pronti. siamo qua per parlare di Sanremo, ma No, siamo no, qua che per... No, sfortuna. ti volevo Che chiedere... sfortuna. Esatto, intanto la tua top 10, ma non, la tua No, top, ma ho non visto te lo solamente chiedo. un pezzettino di Giovanotti, devo dire che E lui è ieri sempre ha un fatto, sì, ha grande. fatto quella canzone, il più Sì. grande spettacolo, insomma, Ha fatto ha anche creato un po' Sì, di, sì. io non ho guardato, ma ho visto su TikTok un po' di Sì. slogan, Sì. Beh, di riassunto. Lui devo gusti, dire. ma anche a me piace. Allora, noi siamo qua quest'oggi per intanto intimarvi no, è un termine un po' Esatto. eccessivo, però era per spiegarvi che appunto ci teniamo particolarmente alle vostre chiamate, quindi mi raccomando in questa puntata, come sempre, vi esorto a chiamarci in diretta per spiegare il vostro caso, fare domande, caso che poi eventualmente possiamo approfondire, come sempre, come sapete siamo a disposizione. Quest'oggi noi ci dedichiamo alle magagne magari è un termine un po' Vabbè, ma eccessivo, però diciamo alle disfunzionalità, disfunzionalità, alle disorganizzazioni degli enti di cui noi ci occupiamo, gli enti amministrativi quali l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. inefficienza, diciamo. L'inefficienza, esatto, è il termine esatto. Quindi chiunque di voi avesse un problema con cartelle, con INPS, con appunto Agenzia delle Entrate, può chiamarci allo 02 9294 7222. Approfittatene, 02 9294 7222, giusto? Assolutamente, c'è Vedete, una vuoi cosa, parlare? sì, no, il dito così, Punti il dito. perché ci avevamo detto che la rottamazione sarebbe È stata vero. così E rottamazione così è fu. andata. Ora, non è che qua siamo e abbiamo notizie privilegiate perché siamo sulla la libertà, No, perché no, la certo. mozione è stata spinta molto da centrodestra. Certo. Ma io mi ero sbilanciato autonomamente, possiamo dirlo. E devo dire Assolutamente. che è notizia di oggi. In effetti è stata riconfermata. Notizia di giusto? oggi, quindi già subito flash. Fino al 30 aprile avete tempo di rientrare nei termini Esatto. qualora non abbiate pagato qualche rata precedente. Ecco, però appunto la rottamazione vale non per le cartelle INPS, ma per le cartelle Purtroppo dell'Agenzia delle no, Entrate, ecco, questo è spieghiamolo. esatto, brava, perché noi Esatto. facciamo INPS, siamo specializzati anche su quello. Esatto. La rottamazione. Però è anche vero, Celeste, facciamo un ragionamento insieme, dato che Sì. noi abbiamo un'ampia Ampio panoramica. spettro. Se tu ricorderai spesso, a volte prima della riforma, che consente adesso l'INPS di immettere subito l'atto in forma esecutiva, Certo. prima passava C'era un passaggio in più, esatto, e vero. quindi alcune cartelle potrebbero rientrare, Potrebbero perché rientrano diventare, ancora, sì, vero. diciamo, di competenza dell'Agenzia della Riscossione. Quindi Vero. indirettamente potrebbero esserci anche i tributi INPS, no, i Quindi tributi, contributi INPS, scusate. contributi, certo, che hanno oggetto Esatto. contributi. Quindi se ricevete una cartella, non state lì ad esitare o pagare quando magari è prescritta illegittima, andate da un professionista e verificate la legittimità. Chiamate Perché magari l'avvocato Collovati, che lei sempre non dorme mai, Sì, quello è vero, però vabbè, E qua poco. ha un cellulare, questo qua, che e chiamano di notte e lei risponde Ma sempre. non ascoltatelo, io rispondo negli orari d'ufficio. No, a parte gli scherzi, siamo a disposizione, ovviamente, ecco, altra cosa che voglio ribadire, siamo a disposizione per tutta l'Italia, perché mi fanno sorridere quando chiamano e dicono: ma io chiamo dalla Sicilia, dalla No, Sardegna". ragazzi, certo. Ragazzi, e so che ci seguite numerosi anche da queste bellissime terre, Sì, brava. ma non ci sono problemi, cioè siamo nel 2025, ormai la possibilità di agire in tutto il territorio nazionale e oltre, è assolutamente E noi siamo assodata. anche contenti di essere un po' innovativi su questo, nel senso che Assolutamente, ci sono gli strumenti. innovativi, chiamiamo il termine che si dice adesso tecnologia 4.0, 4.0. beh, cioè ci adeguiamo, nel senso che, voglio dire, ormai la vita va Esatto. avanti, anche se non siamo presenti Per fortuna fisicamente. si riesce, lo dicevamo anche con l'avvocato Colombo la Certo. scorsa puntata, si riesce a fare tutto telematicamente, quindi anche una firma ormai è digitale, anche quindi appuntamenti online, cioè non abbiate esitazioni, piuttosto che pagare una cartella che magari è poi illegittima,
Beh, andate da un perché professionista, non siamo notizia noi, è un altro, però comunque notizia proprio di oggi, cioè este che è va un caso fatto. concreto, portiamo Sì, all'esempio che queste persone erano venute da noi, non dico sì, disperate, ma diciamo che erano tanti anni che non riuscivano a risolvere questa questione, questo debito, sì. queste trattenute, Infatti quelli sono venuti da noi, e noi prendiamo in mano i documenti con calma, senza sbilanciarci troppo, abbiamo già ottenuto il risultato. Notizia di oggi, informalmente il sì, direttore dell'INPS ci ha comunicato che il debito è stato cancellato, quello di cui avevamo impugnato la cartella. Già sì, è i una questione 5.000 € molto lunga e risparmi, complessa, certo. 5.000 €, non Allora, sono a pochi, proposito, mi getti l'amo per, appunto, aprire, la tematica di cui volevo parlare oggi, cioè della, appunto, disorganizzazione, diciamo, chiamiamola così, dell'INPS. perché infatti ci arriva La una domanda verità dalla TikTok, Celeste. Non ho okay. capito bene di cosa parliamo, riassumiamo al volo i temi. Allora, stiamo parlando dell'inefficienza, appunto, della Brava. disorganizzazione degli enti pubblici. Quindi se per caso voi, avete ricevuto nella vostra vita o attualmente una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate o un provvedimento comunque che vi intima qualcosa, vi intima di pagare, vi intima dall'INPS, dovete secondo me far riferimento a dei professionisti esperti. Prima di pagare, informatevi, perché non sempre Certo. l'INPS o l'agenzia possono aver fatto le cose correttamente. Lo diciamo Assolutamente sempre in no, questa sede, ci sono svariati tipi di errori, assolutamente. procedurali, di Mh. forma, di vizi di E aggiungo forma. un'altra cosa, Celeste, Quindi oramai che c'è anche loro le procedure sono automatizzate, spesso il sistema INPS non funziona molto bene, quindi no. arrivano avvisi che poi in realtà non sono corretti, quindi Infatti, sia appunto nei calcoli, sia certo, nell'oggetto, nel merito. Dicevamo noi, ecco, vorrei anche, chiarire che non è che noi possiamo ovviamente andiamo e abbiamo potere con le persone, diciamo, che siedono gli uffici dell'INPS, che presiedono l'ufficio dell'INPS. certo. Noi in qualità di avvocati, facendo valere la legge e le norme che conosciamo, e non ci si può improvvisare, No, no, perché sono no, talmente no, tantissime le no, no, norme, specialmente nella previdenza, che non ci si può improvvisare. Quindi anche i assolutamente. ricorsi amministrativi vanno fatti con un Certo, avvocato, vi prego, certo. perché abbiamo visto cose scritte che voi umani Sì, esatto. non Non voi umani no, non potete no, immaginare, seriamente poi seriamente. No, ma è ne vero, cioè compromettete anche il perché risultato adesso neanche della voler vostra però in generale insomma, c'è una specializzazione, no, in tutte le professioni. Come il sì, medico è specializzato in oculistica, l'altro giorno sono esatto. andato per un problema, cioè non vado da un medico di base, cioè con tutto il rispetto, vado da un oculista. Se vai da un Se avvocato specializzato in previdenziale, No, ma evidentemente specialmente questa materia che è specialmente molto questa materia. che ha molti Credo posso diciamo fare queste 3: certo, tributario, previdenziale e del lavoro. Sono quelle sicuramente, sono estremamente più d'accordo con tecniche. te, Le sì. altre, bene o male, insomma, civile abbraccia un po' tante cose. Sì, Un sì, avvocato, anche che fa tanto, comunque può riuscire. certo. Queste 3 secondo me fra tutte aggiungiamo anche amministrativo, dai, aggiungiamo Amministrativo anche assolutamente, sì. Sono tutte e 3 un po' tecniche sì, sì, particolari, sì, tant'è vero che noi ci avvaliamo anche di un giusto, giusto, consulente, giusto, cioè giusto. comunque anche un provvedimento non è di facile lettura. No, Cioè a no, volte ci dicono: vabbè, ma lei mi può dire, no, no, anche con come dire, con velocità no, se è no, impugnabile o non meno." è, no. Allora, cioè, non è che è immediata la Cioè non cosa. siamo Cioè io posso a Telemike, saperlo ti ricordi sì Telemike? esatto, al Mitico. quiz Quiz no, adesso te cioè la buttiamo sul ridere, però eh, è ovvio che potrebbe essere illegittimo, noi magari già di prima acchito lo capiamo, giusto. ma poi dobbiamo andare a vedere la giurisprudenza, i casi analoghi, Le eccetera, le notifiche, notifiche, i altra cosa. conteggi, cioè ci sono miriadi di, Sì, diciamo, fattispecie. fattispecie da valutare per quello che un'analisi è importante. E poi appunto si può impugnare e ripeto, impugnare, cioè, impugnare con un avvocato, vi prego, perché se no non capite che fate peggio. Cioè poi Vi fate del male. voi fate del male Siete a voi autolesionisti, no, volete autodistruggervi, è vero, fatelo, ma perché non dite che non ve l'avevamo detto. no, perché magari per non spendere soldi per un avvocato, che posso anche capire che uno come dire, si dispiaccia di dover spendere, Ma, però purtroppo è un sì, il ma risparmio non è mai un allora, guadagno. Celeste, io sai che Fai so il peggio sogno per americano. Allora, American Dream, ragazzi, bisogna spendere per ottenere risultati, non si può ottenere risultati senza spendere, certo, quindi ma è così. investite sulla vostra No, ma anche vita. perché poi abbiamo visto dei provvedimenti con ingenti somme Tanto di ci salutano richieste su ciao, TikTok. ciao a Ciao a tutti, tutti, ciao a tutti. di somme molto elevate, Sì, quindi voglio dire, che veramente riguardano magari i risparmi di una vita, i guadagni di una persona, perché appunto certo. ricordiamolo, l'oggetto
delle Del cartelle delle richie INPS, sì, per esatto. esempio nel particolare l'oggetto delle cartelle INPS possono essere i più svariati, appunto dai contributi che vengono richiesti e a detta dell'INPS non sono stati pagati, errore nella liquidazione della pensione, e c'è gente che accetta passivamente di avere un importo inferiore di pensione che gli dura tutta la vita. Invalidità, quindi prestazioni assistenziali revocate, sospese senza un motivo. Ecco, tornando al discorso quindi di come si comporta l'INPS, allora l'INPS, allora a O noi come non si comporta. sono no esatto. Allora, sono onesta, a noi avvocati danno Beh, risposte. sì. Per fortuna mi viene da dire il titolo a qualcosa serve, no, vabbè, Certo. nel senso dopo anni di studi, di eccetera, di fatiche, a noi rispondono. Poi noi abbiamo un canale preferenziale dove andiamo a parlare direttamente, ovviamente con dei vertici della filiale, e, ci facciamo con chi si occupa anche della, appunto, parte legale, e ci facciamo poi dare una risposta, perlomeno che sia un provvedimento formale. Abbiamo insistito tanto, specialmente negli ultimi tempi, affinché ci dessero dei Sì. provvedimenti Devo formali. dire che, Non è oggi scontato. abbiamo avuto una telefonata da parte, insomma, di una Oggi persona sì, importante che ci ha contattato perché evidentemente si sono resi conto che però qualcosa non non pensate che con un appuntamentino così sia no, no, risolvibile. no. Chiaramente queste che vi raccontiamo erano pratiche dove avevamo già mandato i ricorsi, C'è dovevamo arrivato già un commento molto carino. cosa Mi c'è? laureo in giurisprudenza a novembre, mi assumete? Carino, Beh, ne terremo allora, conto. innanzitutto, Abbiamo già i bravo, nostri collaboratori, però, ma mai bene, dire mai, anzi mandaci il esatto, curriculum, sarà un piacere, poi assolutamente. soprattutto ottima In scelta, bocca al perché lupo. giurisprudenza è sempre Non una scelta corretta, non dai. muore Non mai. muore mai, non mi veniva in mente. Never die. Never die, Mi piace yes. una citazione. Yes, yes. Okay, no, il discorso è che quindi noi cerchiamo sempre di, ovviamente, non bypassare, le procedure previste, che poi sono queste, cioè non Certo, è che, certo. diciamo dalle normative. Sapete qual è il problema? Che in particolare con l'INPS, poi con l'Agenzia delle Entrate farò parlare il collega, con l'INPS ci sono queste circolari che, tanto amate dal Sì, collega, io me le studio e di tu notte. proprio le adori, sono Sul le tue comodino ce le ho. compagne di vita. Prima di dormire la circolare fa La per te. circolare, E, circolare, sono comunque delle, appunto, delle normative, diciamo, sicuramente non interne. generali, interne, che però purtroppo l'INPS fa valere Certo. come, diciamo sue Prassi interna come che sua purtroppo prassi, e quindi in realtà per loro hanno valore di legge. A detta nostra, diciamo a detta di tutti, non mi sembra che siano comunque che costituiscano, diciamo, che abbiano lo stesso valore giuridico di una normativa generale, eppure però per loro sono importanti. Il problema è che pretendono che un contribuente, un pensionato, un lavoratore le conosca, cosa che in realtà, cioè non è così, posso dire un'altra cosa, non Celeste, è un'altra cosa possibile che dovete anche. valutare in generale, mi è venuto in mente adesso Sì, perché credo che la nostra professione, la professione di un professionista, sia una professione che in questo momento storico richiede una fiducia estrema che voi dovete sì, avere. è vero. Finché non Reciproca anche avete, non però. con noi, in generale, Sì. io sono il primo che rinuncia agli incarichi, noi rinunciamo agli incarichi, non vogliamo Vero. persone che assistiamo che non si fidano di noi. No, Okay? si parte male Questa è la proprio. regola, ma non tenetela conto solo per noi. Ah In no, è generale regola nella vita generale, hai voglio ragione tu. Sì, permettermi di dare questo consiglio perché, insomma, un po' che di esperienza ce l'ho. consiglio Sì, profondo, profondo, perché in però è tutto, vero. nelle amicizie, nei rapporti E vale professionali, anche nei fidatevi. Se non vi fidate, sì, andate via, ma assolutamente rapidamente. E sì. la vita a volte i primi segnali te li dà se qualcosa non funziona. Un professionista, se non è un professionista di fiducia, Serio. qualche segnale te lo dà. Abbiate la contezza di prendere e andare via e non andare Subito. Ecco, lasciami dire che vale il contrario, cioè anche noi ovviamente dobbiamo avere assolutamente. la fiducia nella persona, che Certo si deve anche Celeste, un po' affidare alla, appunto, certo. competenza, professionalità in Del questo caso legale, del nostra, professionista. del legale, del professionista, per cui, Mh. cioè, lasciare anche un po' fare, perché poi spesso purtroppo dottor Google non aiuta. No, Spesso vengono da noi no, con, no. diciamo, La soluzione già indottrinati in da mano. Google, ma No. come sapete Google, ma questo vale Ho in anche tutti i campi, l'intelligenza artificiale adesso. bravo, Adesso va maneggiato con adesso abbiamo cura, l'intelligenza. handle with care, perché Possiamo dare una minaccia subito sì, alle io li minaccio, ma evidentemente non ho questa potere minaccioso. Ma faccio io? Allora, se non arriva una 0292947222. telefonata nel giro di 10 minuti ci alziamo in e facciamo lo sciopero. Tanto fanno tutti sciopero ormai, cioè ormai Sì, no, esatto. a parte gli No, scherzi, però a parte chiamateci gli dai. scherzi, noi andremo avanti, questo lo dico sempre, con la nostra Se c'è trasmissione,
chiaramente se c'è un riscontro, quindi ci interessa avere da parte vostra un Certo, riscontro. Volete anche parlare di un'altra materia, non c'è problema, comunque siamo avvocati, certo. però poi eventualmente appunto potremmo In approfondire. altre magari. Però, quest'oggi stiamo parlando di INPS e non ci credo che nessuno di voi abbia avuto un problema con Ma o l'INPS. se no dai, Ma la domanda che ti voglio vai, fare, cioè quindi domandone, scatta il al domandone. di là cioè appunto io parlavo quindi dell'ente Sì, previdenziale. sì. Che differenze puoi notare tu invece con l'Agenzia delle Allora, l'Agenzia delle Entrate? Entrate innanzitutto, andiamo sul concreto, sul pratico, è Mh. molto più accessibile da un contribuente normale, Mh. senza bisogno dell'avvocato, cioè il canale di assistenza è più Più diretto, diretto, okay. l'assistenza è sicuramente migliore, questo è il primo Okay. aspetto rilevante. Ma Certo. in subordine anche le richieste che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, quando qualcosa non funziona, statisticamente sono più circostanziate. C'è la Mh. possibilità che l'Agenzia delle Entrate, sempre statisticamente, perché io dico la statistica che guida tutto, Certo. percentualmente sono più affidabili dell'INPS, usiamo questo termine. Mentre l'INPS, quando arrivano sai che, bisogna C'è guardarla qualcosa molto che non bene. va? L'Agenzia delle Entrate se ti chiede un pagamento, probabilmente quel pagamento probabilmente non l'hai fatto. Quindi già è una prima differenza fondamentale. E poi anche ovviamente gli strumenti, dilatori dei pagamenti sono molto più, efficaci da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'INPS devi pagare, ti danno questi termini veramente stringenti, cioè Okay, la certo. rateazione ci sono, ma non è così semplice No, accedere. ecco, poi ecco un'altra cosa sì, purtroppo ecco un'altra cosa che mi viene in mente da dire, Mh, purtroppo poi se voi non vi opponete con un ricorso o con un'istanza certo, che ha dei termini ben precisi, cioè l'INPS comunque va avanti, non è che poi lascia al caso la vostra pratica. Magari non subito perché certo. comunque ci sono talmente tante pratiche, eccetera, però il processo esecutivo, l'esecuzione poi procede, quindi vi manderanno poi Assolutamente. Non è bello, o fanno la trattenuta o vi manderanno il bollettino non per è pagare, bello. ci sono varie Non è modalità. bello perché poi Eh no, soprattutto per chi è pensionato, noi abbiamo avuto eh no, casi, ti arriva la certo. pensione con la trattenuta, La ragazzi, cioè trattenuta di questi tempi hai capite? Quindi perché attenzione, diverso rispetto all'Agenzia delle Entrate, siamo sul concreto. L'Agenzia delle Entrate non esatto, può trattenere perché sì, può fare un pignoramento presso terzi, ma non è che è così però non efficace, trattiene immediato. direttamente sulla L'INPS pensione se lo trattiene direttamente sul suo e non è è assolutamente molto più bello. efficace. Eh sì. E infatti questo tanti ci hanno appunto, riscontrato questo problema che non avendo agito è chiaro che però l'INPS va avanti, Infatti il l'esecuzione consiglio ve la Celeste, fa. che anche tu hai sempre detto, è: se Mh. vi arriva una richiesta di pagamento, il silenzio non porta altro che peggiorare la situazione. Dovete rispondere. Noi lo diciamo sempre, consigliamo di rispondere assolutamente, cioè, per me è un dovere, poi C'è chiaro che lo metto sotto brava, forma di brava, consiglio e no, soprattutto in che modo certo, rispondere. certo. Rispondere con un avvocato che conosca la giurisprudenza nella materia, perché permettetemi di dire che io ho visto istanze amministrative che poi diciamolo, abbiamo la possibilità di fare un'istanza amministrativa, quindi di non andare Di un subito in costo giudizio. veramente Di modesto, non possiamo andare dirlo. subito in giudizio, perché poi ci sono invece altre materie che ci obbligano chiaramente a fare subito il giudizio. Qui c'è questa, diciamo, io la chiamo anche corsia Sì, preferenziale, sì, perché comunque certo. se poi E la sanno fare in pochi poi soprattutto, la sanno sì, fare in se pochi viene poi. accolto il ricorso vi evitate un giudizio, cioè Cioè c'è signori, gente di ben nostri diverso, clienti che sono venuti da noi che dice: "Ma avvocato non c'ha risposto". "Ma come ha contattato?" "Con la chat del MyINPS". "Ma esatto. signori, È come scrive su WhatsApp, no, ma ragazzi, ma neanche. adesso a me vien da ridere, però cioè oggettivamente cioè io sono Purtroppo abbastanza ecco, duro in questi casi, anche l'avvocato che sembra, ma è sì. terribile quando no, però a parte le battute, però è vero, siamo decisi nel dire: "Signori non avete speranza". Ci vuole un provvedimento Cioè formale, cioè perché quello che fa fede è la risposta con un provvedimento formale cioè o il ricorso formale. Se voi pensate di risolvere. passare appunto il tempo a chattare, perché alla Sì. fine è una chat, Chat, sì, con è il vero, è MyINPS, vero. mi dispiace allora un conto a titolo informativo chiedere qualcosa, ma se volete avere una anche perché una volta che vi mandano il provvedimento è un provvedimento ufficiale. Certo. Quindi deve essere solo o annullato o confermato Oppure revisionato in parte, a o volte modificato, bravo. modificato. Però non è che potete farlo attraverso una chat, cioè No, vabbè, questo sfatiamo il ma mito. già abbiamo difficoltà col canale ufficiale, perché è la verità dei Esatto, fatti. esatto, Stiamo rincorrendo dei provvedimenti che non sono arrivati, pure che sono stati paventati che sarebbero arrivati, non so esatto. figurate, abbiamo difficoltà noi come legali a ottenere i provvedimenti, figuratevi un cittadino poi E desiste. abbiamo dei canali, facciamo Abbiamo dei canali, diversi facciamo questo di lavoro, proprio in qualità di e avvocati, quindi, e voglio dire, quindi cioè, anche continuare a tartassare e andare alle sedi INPS vi assicuro che è un dispendio di fatica, anche fatica per voi,
e di energia che non ha Sì, senso. poi le sedi INPS Quindi non è che siano così, cioè se no, proprio anche la competenza non è neanche così sì. scontata, cioè a volte, si rimpallano la palla, quindi bisogna anche lì sapere qual è la Certo, competenza certo, vera, qual vera. è eccetera, e questo lo possiamo sapere noi in base alla categoria di pensione. Cioè per questo vi dico, loro probabilmente danno per scontate, boh, delle particolarità delle cose che effettivamente solo se hai studiato e sai del Possiamo dirlo, mestiere, cioè scusa, perché c'è sempre sai. l'idea che a volte non rispondo, però noi statisticamente quasi il Quasi 100% di sempre risposta, con rispondono, quasi difficoltà però sempre. possiamo dire Poi quella comunque se non dovessero rispondere il silenzio rifiuto può essere impugnato e viene impugnato, si può pretendere anche che venga fatto un provvedimento mh. negativo, perché in quel caso il provvedimento sarà negativo e il provvedimento sarà impugnato in sede Volevo giudiziaria. raccontare questo, Quindi che mi hai lasciato il varco per dire questa cosa, sì, che tu già volte tu lo dici giustamente, condizioni di improcedibilità, ma invece è capitato veramente, perché nel sì, nostro, memoria difensiva che ha depositato l'INPS, ci aveva eccepito, probabilmente non avevano neanche letto il nostro sì ricorso, che noi infatti, su una nostra parte che difendevamo, non abbiamo attuato la fase amministrativa. che non era vero per No, l'avance. esatto, però per dire che è la prima eccezione che fa l'INPS, No, poi no, noi siamo è riusciti una a dimostra condizione di ecco, procedibilità, ma non quin lo diciamo io e te, lo no, dice perché la sembra che quando vai giurisprudenza, a quindi raccontare al cliente sembra esatto. che vuoi fare un ricorso in più, Esatto. perché a No, volte no, è un purtroppo passaggio per quello obbligato, che dico, se che non poi avete ripeto, io fiducia lo vedrei anche come un passaggio positivo, perché se sì, poi, come ben andrebbe sai alimentato. sì, e se poi cioè alla fine anche in un'ottica deflattiva, no, Ma certo, andrebbe delle azioni potenziato, giudiziarie, andrebbe esatto. potenziato Per cui cioè sicurame un po' come facendo un paragone, un po' come la no, ma è mediazione, la vero, è la negoziazione in stessa co altri campi giuridici, la cioè stessa cosa, sì, nei sì. condomini, ne parlavamo l'altra volta, eccetera. In questo caso noi abbiamo questo strumento amministrativo che sicuramente ha dei costi anche inferiori al Molto, giudizio, ma mo anche dei tempi, ma perché certo. perlomeno i tempi sono abbastanza Rapidi, no, sono quelli. certo. 90 giorni per la risposta, cioè quindi che poi possono essere 100 così, però comunque Cioè, nel nostro caso di tendenzialmente prima, cioè debito 5.000, nostro costo qualche migliaia di euro, risparmio già certo di che è stato fatto. Quindi esatto, cioè, esatto. voglio No, dire, tra l'altro lì c'era anche un debito più grosso, c'era un quindi debito più grosso, ma anche perché poi nel frattempo, cioè sono stati anche tutta una serie di altri indebiti. Anche perché io vorrei brava, dire una giusto, cosa: giusto, non è dillo. che se vi mandano un indebito a parte che non ve le dico in questa sede e se volete chiamate, ci sono delle prescrizioni, cioè non è che l'INPS può, come dire, indistintamente in termini temporali mandare quando vuole, La come Collovati vuole non ragazzi è la terribile, non dice nulla, non no si vabbè, lascia nel senso che quando è si oggetto di cioè nel senso me lo tengo stretto questo tipo di segreto. No, è Giusto, vero, scherzo, cioè no, ci ma hai sono dei ragione. tempi, quindi anche per l'INPS, non solo per noi, per Yes. impugnare. Quindi se l'INPS non rispetta questi tempi è automaticamente da dichiarare annullabile quel tipo di provvedimento. Però, bisogna appunto farlo attraverso un'opposizione, un ricorso, un'istanza. Vedi, mi hai fatto distrarre, non mi ricordo più cosa dovevo Perché dirti. sei stanca, giovedì Eh beh avrete sì. ormai il giovedì è il nuovo venerdì e quindi noi arriviamo qua bolliti No, ma già. non me lo ricordo, Vabbè, però giuro. intanto, Questo è un Cele, ti problema. dicono che è la prima volta che ci guardano su TikTok. Possiamo dire che quando ci sono io facciamo sempre le live, seguiteci. Sì, no, in realtà noi siamo invece di vecchia data ormai, siamo Esatto, whisky whisky e cola. comunque seguiteci perché siamo operativi, Grazie, seguiteci, seguiteci. No, comunque adesso mi tornerà in mente, però il tema è sempre quello appunto attinente all'INPS della fase esatto, stragiudiziale, chiamiamola esatto, così, fasi esatto. stragiudiziali. Che non A va volte vengono da noi: assolutamente "Avvocato, io voglio fare subito il ricorso". No, ma non è che vogliamo dirlo no, che sembra che si sembra perda però per quello tempo. che dico ragazzi, molto concretamente, se non vi fidate dell'avvocato, ce ne sono altri quindi se no cioè, uno deve fidarsi di quello che dice il professionista. Seguitelo, seguitelo, Ma è seguitelo. un po' come coi medici, cioè ti fidi, una volta che ti affidi a un medico dici: "Mi dà questa cura" Condizione di procedibilità: se non lo esatto, fai, vai a fare ricorso, spendi 10.000 € e poi perdi subito. esatto, Cioè, e con le spese è bello legali. così? Non credo che sia bello, No, no, giusto? appunto, ma anche perché se si può evitare un ricorso giudiziale, comunque è ovvio che il giudizio a volte è inevitabile, però è ovvio che il giudizio ha altri tipi di Beh, ne abbiamo evitati costi, tanti noi, di di giudizi. Se tempi ci pensi. esatto. È il tribunale del lavoro, c'è da dire che è sicuramente un tribunale che Cioè, funziona, però comunque statisticamente noi abbiamo fatto molto meno azioni giudiziali che azioni su amministra questi temi delle INPS ne abbiamo sì. chiuse molto di più Su prima, se altre ci pensi. materie dove non si può far È nulla, beh ovvio, è certo, cioè si diverso, è può far diverso. solo il giudizio come nella Vabbè, responsabilità medica, eccetera. condominiale anche. Sì, esatto. Comunque lì il discorso è quindi è questo, che dovete vederlo positivamente come dire, una possibilità amministrativa e mi raccomando non scrivete da soli i ricorsi.
perché io non mi scrivo le diagnosi e le relazioni mediche da sola, mi affido ad un medico, mi affido a chi è esperto, ognuno ha il suo ruolo, lo diciamo sempre in questa sede e se lo continuiamo a dire un motivo ci Ma sarà. certo, Cioè ma io a volte certo. vedo, dai Max anche tu ridi, perché un po' fa ridere, ma Rido, riderei rido, anch'io adesso dei rido. miei scritti medici, se per caso eh. dovessi darmi cioè capisci, uno arriva e molti ci dicono: "Ah, io ho già scritto A il quello là ti ricorso." investe, fai i check-up quotidiani, è una cosa È micidiale. vero. Sì, sì, Uno dice: ogni giorno check-up. "Ma cosa dici? No, non è ve spero di non averne sempre bisogno infatti." Uno dice: "Il ricorso è fatto male, il ricorso l'ho Fatto bene fatto se lo faccio io." io, faccio io. Se lo fai tu sì, il ricorso l'ho fatto io e poi vediamo, ma non in italiano che magari uno è No. anche bravo a scrivere, cioè vediamo che non c'è un riferimento normativo, Però anche l'italiano a non volte spesso ce c'è l'ha. sì, ma quello è il meno. Cioè la verità è che poi Non è questo tecnico, non è tecnico. ricorso verrà giudicato comunque da persone competenti, INPS, Ha sulla questione voglia, giuridica ha e voglia. anche qualora vi finisca in giudizio, lo vedrà un giudice, quindi peggio ancora. Cioè deve avere una certa continuità il ricorso. Ma anche tu da commercialista, dimmi la verità, Sì. è meglio che lo scriva un avvocato Ma Cele, beh, così che detta non un così non posso dire il commercialista. contrario, però Beh, tu che sei tutte e 2, chi più alzo le mani. Quando tu l'avvocato sei tu quello là ti no, punta la pistola ma così, non no, si può dico altro che alzare chi le più mani. di No, te beh, che no, hai però no. entrambi i ruoli. Oggettivamente posso dirlo, con l'onestà che mi contraddistingue. Oggettivamente i ricorsi fatti, purtroppo mi duole dirlo, da professionisti, commercialisti, prettamente su questioni tecnico-legali, anche attinenti al diritto tributario, sono di livello inferiore rispetto a quelli redatti da un Ma è avvocato. normale, io non conosco tutte le materie fiscali, quindi anch'io al contrario non Però potrei parlare perché di arriva da questo, fiscale. cioè, secondo me? Perché l'avvocato legge talmente tante carte che l'italiano lo impara bene. Cioè, Italiano e poi i riferimenti della sì, ma io giurisprudenza. ritengo, Celeste, che anche l'italiano, come si Certo, imposta un sia molto ricorso, utile anche perché quello, il certo. giudice, noi sappiamo, riceve migliaia di ricorsi. Se un ricorso è farraginoso, mancano punteggiature, Sì, ma un non giudice secondo tende te è anche a contento? non Dai leggerlo Celeste, cos dai. forse abbiamo, la pubblicità Adesso c'è la adesso pubblicità, ma vi aspettiamo perché la sveva lasciamo il telefono, sta facendo una okay, allora la sveva pensavo il telefono, ma noi no andiamo perché avanti e noi diciamo andiamo che avanti l'italiano, senza ragazzi, è pubblicità. importante l'italiano. L'italiano è importante, No quindi vabbè, vi diamo la pubblicità. A tra pubblicità, poco. ciao. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Mi prendo in giro perché oggi sono stanca. Eccoci, ecco, siamo tornati. C'è una telefonata forse? Tornati. C'è una telefonata, Prego, la mandiamo subito prego. in onda. Pronto? Sì, visto che voi
invitate Chi- Oh, gli là. ascoltatori a telefonare, io ne approfitto. Sì, Sono buongiorno. Dino dalla Certo. provincia di Brescia, ogni tanto Ci mi faccio dica, ci sentire dica, anche. ci dica. Benissimo, bravissimo. Prego. Perché è più importante ascoltare quello che dite, e allora magari non vorrei interrompere. Prego, però prego, Non ci c'è fa nessun piacere. problema, Vada, anzi, vada, bravo. ci esponga. Io partecipo volentieri. Volevo fare due domande. Una riguarda, allora, quando ci sono delle multe che comportano i 6 punti, per esempio, Mm. di penalizzazione. Di non so quando decurtazione, si di decurtazione dei punti. Sì. Mm. Esatto, allora la decurtazione dei punti poi bisogna comunicare diciamo chi era alla guida, Sì, ma vero. è obbligatorio, se loro mandano a noi la comunicazione. Perfetto. Perché Prima non domanda, poi prendono dopo le rispondiamo. Dopo Vada le con le rispondiamo. domande e poi le rispondiamo. Sì, ecco, questa è una. Perfetto. Perché è obbligatoria e perché non si può evitare che loro dovrebbero loro. E poi un'altra cosa, magari con questo vi metto in crisi perché non siete. Sì, no, ma lei vada, No, vada, in che a noi crisi no, piace in essere in crisi crisi. no, in crisi Le non leggi- ci mette. Le leggi in Irlanda, Sì. per quanto riguarda diciamo l'eredità, no? Sì, Io ho un genero che ha avuto dei problemi con sua mamma, che non ha, diciamo, sembra che abbia fatto un testamento a favore delle nipoti e non dell'unico figlio che sarebbe il mio genero. ma lui è residente Lui- in Irlanda, lui? No, lui è residente qua in Ah, Italia. ok. Sì. Però a lui non ci interessa. A me mi sembra strano perché insomma c'è una casa molto, molto bella, molto grande proprio nel centro di Dublino. E io dico, ma è possibile perché a lui non ci interessa, io poi non vorrei andare diciamo Sì, vabbè, La domanda, non si faccia la preoccupi. domanda, la domanda. Ecco, la domanda è vero che nel caso in cui sua mamma avesse fatto un testamento a favore delle nipoti, lui che garanzie ha per la legittima, ecco, mi suggerisce mia Certo. moglie, la legittima esiste come in Italia e quali sono probabilmente Questo è voi un non altro, siete è un altro diritto. Cerchiamo di rispondere su questo, però lei capirà Possiamo che in questo rispondere per caso l'Italia sicuramente. si chiama, è chiaro che fa fede la legge del luogo, no? E quindi in questo Esatto, caso la dove si apre la competenza è di Irlanda. Ma successione. cerchiamo di rispondere anche su questo, ok? Grazie intanto per la Grazie, sua A lei. intervento. Allora, Grazie, interessantissimo buonasera. la prima, in Ecco, caso la di prima, in mancata caso di mancata comunicazione, comunicazione, si cosa può non succede? comunicarlo. Intanto ho ripreso il riferimento normativo 126 del codice della strada, Sì. però purtroppo se non si comunica chi guida la guida la multa è un po' salata, Ah. dai 200 ai 1166. Ahia. Però Quindi questo sempre è uno comunicare. stratagemma che molti utilizzano perché se automaticamente non si è in grado di intercettare chi era la guida, tu puoi dire che non comunichi il guidatore e quindi a questo punto non hai la decurtazione dei punti, ok? Ah, ecco, può Di essere contro usato però come- paghi una sanzione che è molto alta, Certo. perché arriva Dipende cosa ti interessa. dipende cosa se ti interessa. È togliere chiaro che punti o meno, esatto, sì, certo. dipende poi tutto da quanto eccedi il limite di velocità, Esatto. perché in base a quanto eccedi dipende anche dal numero di punti. Quindi Esatto. insomma ci possono essere delle implicazioni che devono essere valutate. È chiaro che c'è però una norma e una giurisprudenza che io avevo utilizzato una volta, possiamo dirla. Quando Sì. la contestazione ti arriva a distanza di, per esempio, di 2 o 3 mesi dalla data dell'infrazione, Sì. mettiamo che allora il termine è 3 mesi per notificare la Bravo, multa. stavo per dirti, anche qui bisogna stare attenti 90 ai giorni. tempi, La Polizia perché di sennò non Stato, puoi più la polizia opporti. deve comunicare l'infrazione entro 90 giorni dalla data in cui è stata E tu commessa. quanto tempo hai poi per impugnare? No, il ricorso è 30 giorni o 60. 30 o O il 60. prefetto 60 giudici di pace. Però Però vedi, già il primo termine stringenti. entro 90 giorni ti deve arrivare. Quindi se sforano i 90 giorni già c'è già, l'illegittimità. ok. Ma adesso la rispettano quasi Come sempre. vizio di notifica. Esatto, adesso la rispettano. Mm. Quando arriva, se comunque la giurisprudenza dice che è passato un lasso di tempo comunque importante, mettiamo 2 mesi, tu effettivamente quel giorno, se non hai particolari strumenti, puoi anche non ricordarti se effettivamente Beh, eri certo, tu non è detto. o magari la macchina era utilizzata anche Sì, dalla oddio, moglie. fai finta di non ricordare. Sì, però No, sto scherzando. sì, certo, però diciamo che effettivamente, sai Celeste, se magari la macchina può era in uso alla succedere, moglie, certo, adesso non certo. immaginiamo No, magari no, ci sono cioè, mille ci sono casi, effettivamente, certo. quindi c'è una giurisprudenza che dice che in questo caso il cittadino può eccepire questo tipo di cosa. Quindi anche lì avvocato, perché dipende poi Bravo, stavo per dire questo, cioè anche in questo caso poi cioè, il gioco si fa duro, io mi affiderei a un ragazzi, avvocato, anche perché ci sono cavilli, ci sono bravo, cavilli. e poi attenzione, perché tu
hai avuto un cliente così, Sì. cioè che poi, vabbè, per un altro aspetto Sì. che era anche sfociava nel penale. Sì. Però Certo. attenzione perché poi se ti ritirano la patente no, ci sono poi delle assolutamente. azioni da Guida in compiere. stato di ebbrezza, è uscita una sentenza, possiamo dirla Attenzione, recentissimamente, quando vi fermano e vi fanno il palloncino, test ovviamente sull'utilizzo degli alcol, è alcol, obbligatorio a provare che l'apparecchio con il quale vi fanno la rilevazione sia stato omologato, omologato e sia stato testato ogni anno. Perché ovviamente è un apparecchio che è molto sofisticato, quindi immaginate un apparecchio di 4-5 anni fa, se ogni anno non fai la revisione, non è Non è stato attendibile, revisionato, non è attendibile, tutte queste cose sono importantissime queste cose. Però vedi, se non vai da un avvocato come fai Come a sapere fai, queste ragazzi? particolarità? Invece sulla seconda domanda io vorrei dire, ovviamente la seconda domanda noi non possiamo conoscere, almeno personalmente non conosco le leggi irlandesi, quello che posso dire, qui c'è tutto un discorso di eredità, ovviamente dipende dove è stata aperta l'eredità, come dicevi giustamente tu, perché uno dei fori competenti è il luogo dove è avvenuta la successione, diciamo. Certo. Quindi bisognerebbe innanzitutto vedere quello dal punto di vista di competenza. Intanto giusto? sì, stavo verificando, forum rei site, cioè la giurisprudenza è nel luogo dove è situata in questo caso diciamo così, la morte avviene, dove è avvenuta la morte, chiaramente la competenza è in quel luogo. Andare effettivamente, ci ha detto che ci avrebbe messo in crisi, però lì non possiamo neanche, non è la mia materia, non è neanche il nostro stato, quindi certo. Chiaramente va dal punto di vista italiano, già che certo. questo lo sappiamo, certo. pur non facendo io questa materia, chiaro che dal punto di vista italiano la legittima del figlio è sempre sacrosanta. Cioè, Dipende quanti figli hai poi e quanti... Certo che poi può essere divisa eccetera, però un figlio deve stare tranquillo perché la sua legittima non può essere lesa, e se viene lesa comunque assolutamente sì, ci sono appunto gli strumenti legali, le azioni giudiziali per come dire, recuperare quanto gli spetta della legittima. Quindi mi spiace signori, ma se c'è un figlio la legittima è assolutamente è sua, ecco, poi potrebbe essere divisa figlio al 50%, unico al 50%, dipende se è figlio unico, più se figli con 2 fratelli, terzi, presenza del coniuge, figlio unico più il coniuge, però, tutta una serie di cose. Sulla legittima non ci piove, No. anche se io sapevo che anche se c'è un testamento dove un legato, dove viene il testamento non viene preso in considerazione da notaio. No, perché la legittima è la legittima, è qualcosa di più inopponibile, forte. ma voglio credere, ma sono quasi certo di non dire una sciocchezza, che in qualsiasi paese al mondo c'è. Bisogna vedere quanta è la percentuale rispetto alla nostra. Esatto, quello sì. Comunque, grazie delle belle amici, domande. Grazie alle domande. Io vi esorto ancora a chiamare, fate come il nostro amico da Brescia, 0292 non siate timidi, 7222, perché alla fine anche un caso già risolto ci può essere utile. Questo è un intervento che abbiamo parlato di due cose completamente diverse. Che tra l'altro però ne avevamo fatto una puntata parlando di col notaio, abbiamo portato qua il notaio e poi sull'eredità. Il notaio che sicuramente anche è un ruolo molto utile per parlare anche di mutui, di eredità, eccetera. Ma tornando quindi ai discorsi fiscali, perché io approfitto sempre anche in questo caso dottor Massimo Leonardi, perché sono tanti anche le problematiche fiscali e oltretutto, come tu giustamente dicevi a inizio anno, ci sono state anche delle novità in tema di fiscale. Assolutamente, ne hai parlato anche con assolutamente, c'è con la Zanaboni, la novità importante è la riduzione dell'IRES a regime, c'è la riduzione degli scaglioni IRPEF, ci sono però purtroppo delle riduzioni sulle detrazioni di spese mediche in base al reddito. Comunque anche lì stesso concetto, cioè vengono da noi determinate persone che hanno società che arrivano in condizioni secondo me non ottimali, ovvero non hanno avuto una pianificazione fiscale prima. Quello che dici sempre, la pianificazione fiscale. Un altro giorno è venuto da me uno che mi hanno mandato, avvocato, vorrei avere un preventivo per la quotazione per l'anno prossimo. Va bene, l'anno prossimo, 2025. E io gli ho fatto la domanda, ma com'è chiuso il 2024? E il commercista mi deve ancora dare il bilancio. E vabbè, allora... Cioè, se adesso... No, a febbraio, ma soprattutto non avere neanche una stima di quello che... Insomma, sì, bisogna prepararsi prima, ragazzi, per poter pianificare la parola adesso io lo faccio anche con me stesso, cioè non è che arrivo a fine anno e non so quanto ho fatturato, cioè io durante la metà anno... Sì, diciamo, qualunque ragione sociale tu sia... Scusami, ma se hai una ditta individuale, io faccio l'avvocato, a metà anno io un check sulle mie fatture lo faccio per capire più o meno come va il trend, e io l'avvocato Colovati che lavoriamo spesso insieme, sono discorsi che non sono quotidiani ma li facciamo spesso. Come sta andando Massimo? È normale. Ma in generale nella
Chiaramente la non puoi avere pianificazione è non puoi avere un fondamentale. SRL e fregartene, scusate, perché poi è colpa anche dell'amministratore, perché l'amministratore deve dare l'input. Se il commercialista non fa le cose, dico: Giusto. "Io ti pago, ho bisogno dei documenti". È Cioè, vero. Ecco, no, cioè, scusami, lasciami dire, anche lì non è per criticare i nostri colleghi, ma ci va. mancherebbe, perché poi ognuno ha il suo modo di lavorare, però sicuramente mi permetto di consigliare la scelta di un professionista che, non dico vi chiami tutti i giorni perché anche quello è No, impossibile, però che il dovere di comunicazione è poi un nostro dovere anche deontologico. Cioè certo, un, avvocato o commercialista che sia, che vi informi. certo. Cioè il dovere di informativa è fondamentale in tutte le materie, non c'è materia che Che ci tenga. tenga. Cioè nella previdenza il lavoro che faccio io, nel fiscale, cioè dovete essere informati, scusate, dal preventivo, dall'inizio alla fine. Cioè il preventivo è una roba fondamentale. A volte ci sono arrivate anche persone da noi che ci dicono: "Ah, ma avvocato, come il mio precedente avvocato mi ha detto il preventivo così a voce". Sì, no, non va bene. Cioè, non mi fiderei molto. Poi chiaro che se ve lo dice a voce all'inizio e poi ve lo mette per iscritto Abbiamo come una facciamo domanda, più noi, che altro una okay. considerazione di Luigi Sì. Rossi, dice: "30 fatture a febbraio vanno bene". Beh, Luigi, continua così a questo Beh, punto. 30 fatture a febbraio ti facciamo i Ti facciamo i complimenti, poi bravo. bisogna vedere il quantum delle fatture, però intanto Esatto, sono da 1 30. euro magari. E quindi esatto, Scherzo, no, a parte tutto scherzo. complimenti, cioè quindi noi Bravo. incentiviamo, anche poi magari sono anche ragazzi giovani, forza, Esatto. lanciatevi anche in Ecco, attività a imprenditoriali. proposito, esatto, appunto, quindi se per la pianificazione Eh. fiscale rivolgetevi a un Consulente, commercialista, esatto. per lo più E anche a un notaio, commercialista, che abbia un notaio di fiducia che vi anche. consigli, per esempio, se è meglio aprire una partita IVA o è meglio Brava, aprire la una società. società. Cioè, che differenza c'è tra Eh, io che voglio brava. intraprendere una nuova, appunto, attività, che differenza c'è, cioè cosa consiglieresti così a bruciapelo? Una SRL semplificata, una SRL o una Allora, partita per prima IVA? cosa che io la domanda che So farei che è un è sì, domandone, ma la prima però domanda secca è: che tipo di attività, vuole fare, che signor avvocato oggetto ha Collovati? Vuole l'attività? fare attività di ristorazione? La risposta è semplice: ASRL tutta la vita. Mh. Non puoi aprire una ditta individuale se hai un ristorante. Banalmente, metti il caso che un cliente arriva lì, il cameriere gli rovescia un piatto bollente e si fa un'ustione, e sei Certo, responsabile, c'è anche cioè, un tema primo di esempio molto sicurezza, molto molto responsabilità, terra terra, ma perché per certo. farvi capire, cioè, quindi qua già il primo alert, no, quindi se invece è un'attività di consulenza, magari digital marketing, allora a questo Più punto intellettuale, brava, diciamo. o magari più tecnologica, allora sì, Certo. può essere magari Okay. cautelativamente tu apri una partita IVA, poi vedi come va dopo un anno Come e poi funziona. magari puoi aprire un SRL. Sì, a Però parte che esatto, nulla esclude che poi tu fai una prova anche di 1 e poi anno anche e lì poi domanda che eventualmente uno deve fare: ma scusi, lei ha già in mente più o meno quanto fatturerà? sì, anche lì la Perché pianificazione è cioè fondamentale. non è che Tu uno devi sì. pianificare anche la possibile attività, Però non cioè è che uno si mette a fare così, si butta a fare, cioè si lavora un no, avvocato senza alla cieca, come si alla suol cieca, dire, è un po' si mette in rischioso, proprio alla sì. cieca, avrà una base No, di infatti. lo zoccolo duro E anche in di quel clienti. caso chi brancola nel buio si deve rivolgere appunto a un professionista e sarebbe meglio una squadra, cioè squadra intendo sia un avvocato che Certo, un certo, commercialista, che magari anche a livello contributivo gli giusto, consigli, giusto. perché quanti ne abbiam visti di problematiche contributive? E qua arrivo Assolutamente. alla doppia contribuzione. Brava, Chi brava. magari ha già un ruolo in una società e fa anche un altro lavoro, attenzione perché poi lì c'è il discorso della doppia Doppia contribuzione che piace contribuzione. tanto al collega, A ma è avete una società dove siete solo voi, attenzione, se siete amministratori non mettetevi anche come soci, no, lì non è un rischio. mettete una fiduciaria come socio, così avete Esatto. già l'esclusione del socio lavoratore. Ma se queste cose non le fate con un cioè Pianificandole, esatto. Soprattutto sulla contribuzione devo dire che la parte contributiva societaria di cui il collega si occupa molto bene, molto egregiamente, devo dir la verità, è una parte a cui io mi sono approcciata negli ultimi ti fanno una anni, domanda, legando al molto generica ma societario. interessante: quali Sì. sono secondo voi le attività migliori di questi tempi? Probabilmente anche un ragazzo giovane, su Ma cosa è sai, difficile per me io do una risposta vai, per me le attività di comunicazione sui social, sul digital, adesso vanno eccetera, dal molto. punto di vista proprio Adesso attuale. esatto. Poi è vero anche Celeste che bisognava fare, secondo me, una proiezione su quello che poi sarà. Quindi, cioè Sì, non cercate di sappiamo, però esatto. ormai siamo talmente Sì, quello è vero, quello è digitalizzati che vero. non credo che È torneremo una buona professione, indietro. secondo me, concedimi anche di che è molto flessibile, ti consente magari di Sì, anche lavorare lavorare da casa volendo, esatto. basta avere un PC o comunque un accesso ai social, Sì, credo sì, che questo sia abbastanza sì, è sufficiente. vero. Ecco, tutto questo discorso della comunicazione, videomaker, eccetera, ma
collegata secondo me più ai social Sì, che non, sì, sì, sì. No, giusto? certo. Anche lì però giustamente vi dovrete dotare di una struttura se fate Vabbè, questo lavoro, certo, perché avere anche degli lì se è un strumenti. classico social manager individuale, ma noi abbiamo conosciuto anche altri che ci hanno Sì. approcciato dove hanno strutture, c'è il regista che fa i video, Sì, ci c'è il sono delle produttore figure e lì anche loro hanno professionali, tutti un sì, sì. SRL dietro, non hanno una vita di Tendenzialmente sì, una società che sia una che struttura che salda sia una anche, struttura salda, perché poi anche lì ognuno ha il suo ruolo, cioè non è certo. che, come diciamo sempre negli studi legali, non è che c'è l'avvocato Lazzecca-Garbugli del Manzoniano, cioè Certo. ragazzi non c'è Mitico, più. mitico, Spero che non ci sia mitico. più. Era tanto carino e Eh. divertente nei Promessi Sposi, Che bello. ricordi liceali, però adesso mi auguro che non faccia tutto, cioè anzi secondo me Ma aveva un nome diffidate l'avvocato dei la Promessi Zecca Sposi? Garbugli, Aveva un no, si nome? chiamava la Zecca Ah Garbugli, sì? adesso Non io era non me lo mai ricordo identificato, però. ma ci sarà Manzoni che si sta rivoltando. Stando nella tomba, esatto. Scusate la No, comunque però era per dire, cioè, chiaramente non è un avvocato che faccia diritto di famiglia, diritto penale, diritto No, civile e beh, quant'altro, lo certo. dicevamo Beh, prima, nel specialmente in senso, alcune materie no, molto no, no, tecniche. no, Io no. diffiderei, poi ognuno fa quello che vuole. Io per esempio che ho fatto tanto penale societario, ma penale da colletti bianchi o penale Sì, ma un così, conto se è collegato alla no, tua dico, stavo materia arrivandoci, allora societaria. lì abbiamo noi il penalista che coinvolgiamo, cioè E io ti dicevo che ultimamente con te, approcciandomi alla contribuzione, quindi sempre un ramo sì, della previdenza, ma sì, legato alla società più che al sì, è privato. vero. La mia forte è il privato, però la Beh, l'hai società, fatto anche te esatto, la recentemente, contribuzione societaria, devo dire che ha tanti aspetti bello. Secondo me è interessanti, interessante, di più molto, rispetto perché si all'altro. possono sviluppare Molto. tanti Ha mille temi. sfaccettature, Abbiamo visto anche appunto il tema della doppia contribuzione sì. che è ancora in essere, assolutamente Però vedi ancora. anche Celeste, quante le cose si incrociano anche dal punto di vista contributivo fiscale, cioè veramente è un incrocio societario anche, perché poi c'è la Sì, gestione sì, dell'amministratore, cosa fa l'amministratore, no, perché poi tu se vai in giudizio devi dimostrare certo. Beh l'attività che sì, fa societario è molto è ampio assolutamente tanto, però come, incastrato a questo ambito della doppia contribuzione puoi perché fare veramente il abbraccia valore aggiunto, tanti, perché sì, sì, sì. Tra l'altro abbiamo avuto a che fare appunto, e tuttora siamo in tribunale, in sì, alcuni sì, tribunali con questi tipi di sì, cause, anche con l'aspetto, vabbè, che poi io faccio sì, giuslavoristico, pur non essendo una giuslavorista me eh, ne alzo le mani, però no, vabbè, comunque è collegato anche il discorso dei dipendenti assolutamente, della società, andare a intervistarli, sapere assolutamente. libro Il tipo soci, di libro collocazione paga, che hanno libro all'interno dell'azienda, se eh, sono a tempo determinato, a tempo esatto. indeterminato. Per cui Cioè, vedete che sono poi tutte cose collegate oramai adesso, che da un certo punto di vista è vero che noi non siamo tuttologi, però dobbiamo avere una visione molto cioè ampia. se le materie si possono collegare tra loro è Cioè, una la semplice consulenza che è una fortuna. potrebbe arrivare dal tipo di attività che lavoro che è molto semplice, banale. Qual è l'attività Sta che tu cadendo le consigli? cuffie. Esatto. Poi dietro però a catena un'altra serie di Sì. considerazioni che se non vai da uno che ha una view molto ampia, rischi che non le tieni in Sì, diciamo considerazione. che l'apertura mentale deve esserci sempre. Poi la nostra, diciamo, a mio avviso, non voglio fare un autoelogio o elogio del No, beh, collega, però la nostra, diciamo, forza è anche che appunto unendo le varie materie noi riusciamo anche certo, a certo. appunto A avere materie comporre il puzzle. interconnesse, esatto, che possono tra loro E servire poi un'altra entrambe. cosa credo che importante è valutare anche la rete di consulenti che, lavorano con il professionista, Sì, perché dicevamo signori, sempre, cioè fondamentale. bisogna essere veloci, cioè non è che puoi aspettare 2 mesi per fare una società, cioè noi le società in 1 settimana le facciamo. Né Perché? 2 mesi per fare un ricorso. Perché le facciamo? Perché semplicemente sappiamo dove muoverci, abbiamo i consulenti, abbiamo i notai, Assolutamente sì. la velocità, non la velocità rischiosa, la velocità Quella perentoria, giusta, sì, giusta, è quella corretta. fondamentale, cioè è Nel nostro lavoro sì, io lo dico sempre, ma è fondamentale per noi che sicuramente dobbiamo stare al passo, però lasciami dire anche ai sì, radioascoltatori che abbiano un problema, giusto, che avessero per caso un sì. problema, secondo me devono appunto giocare sulla velocità, sulla tempestività. Se uno cincischia, Ecco, per si esempio, perde magari la possibilità se di per esempio ci opporsi. incischiano a telefonare ancora 10 minuti, poi si Stanno pentono. cincischiando, peggio per Cioè loro. Noi l'abbiamo detto, siamo 02 pass 92 94 7222, abbiamo 10 minuti, noi fate una siamo telefonata. C'è Sveva che non aspetta altro Sveva che lo sa, noi ricevere. passiamo i come si dice, passiamo C'è Sveva che non aspetta noi altro. passiamo le Massimo puntate a continua a dire fare: "Non ricevo telefonate, no, cioè". noi passiamo le puntate a dire che, dovete, Sì, no, vi dovete no, ma consigliamo di poi guarda che poi telefonare. sembra così, ma poi quando finisce getta il coso, si No, no, lamenta. no, semplicemente poi Oh. Ah sì? allora E allora poi sbagliano il qualora tempo. dovessero chiamare sappiate che noi abbiamo Avete la mail, sentito Sveva? lasciamo la mail. Vox Populi, Vox Dei, ha parlato Veva, lasci la mail che è semplice da Lasciamo la dire, come si mail. chiama? Ricordo male.
sì, vabbè, solo tu non te la ricordi. Vabbè, Vai, l'avvocato risponde tutto attaccato, Sì. chiocciola. Ecco, ma allora sono io, è merito mio allora. Se la segna anche Allora è Sveva. merito mio, che no, che è arrivata la telefonata, è merito mio. Ah, sì, è il Vai. Santissimo Sì, Massimo. se lo Comunque dice- l'avvocato risponde chiocciola dirittissimo T? Con l'accento, qualche accento? No. Ah, ok, perfetto. Non diamo .com. Non dia- E se volete chiamare in radio, eccoci, pronto? Ci abbiamo una una telefonata. chiamata, pronto? Pronto? Sì, Buonasera. 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 Scusate, io non so se faccio una domanda pertinente. No, ci deve però dire il ci nome da provo. dove chiama però, vogliamo sapere Io così. Sì, io sono Daniele, telefono dalla provincia di Brescia. Ok, tanto piacere, prego Daniele. Grazie. Allora, no, Daniela, prego. non cambiammi sesso. No, mi scusi, ma la Perché- voce No, davvero no, si no, sente non si molto... preoccupi. No. Mi scusi Ci dica, signora, ci mi dica. scusi tanto. Allora vi dico, io abito in una palazzina Sì, di piano terra e primo piano. Sì, Ecco, sicché quando vengono gli spoghi a pulire la fognatura, sì, paghiamo io, quella sotto di me, e poi c'è un'altra signora sì, che ha l'acqua nel suo garage, sì, la usa solo per lavare stracci, cose così, però probabilmente lo scarico entra dentro dove c'è la nostra fognatura e quindi l'amministratore fa pagare anche a lei per la pulizia della fogna. sì. È giusto? Allora signora, lì bisogna vedere. Intanto grazie alla telefonata, se Grazie, non c'è intanto nient'altro le rispondiamo subito, poi nel caso richiami Ci ancora. ascolti, grazie. Grazie a telefonata. Buonasera. Allora, il tema è questo, signora. Innanzitutto, come dico sempre, bisogna leggere il regolamento condominiale, perché È prima fondamentale, di tutto, anche quello è l'errore che spesse volte si fa. Si sentenzia o ci Senza si aver letto sbilancia prima senza aver letto effettivamente il regolamento cosa condominiale. prevede il regolamento. Ma è anche vero che la questione legata a infiltrazioni è una questione legata anche a parti comuni, ok? Quindi bisogna capire effettivamente appunto che tipo di beneficio ha il singolo condomino, che tipo di danno eventualmente ha la perdita di acqua rispetto a un altro condomino. È una questione delicata che secondo me Ma deve essere chiamato sviscerata anche un al telefono mi diventa difficile, però essere si chiamato può anche un perito. sicuramente, si può sicuramente chiedere all'amministratore la motivazione che lui adduce, che secondo me non è Esatto. sufficiente quello che lei ha detto, mi permetto, che adduce per giustificare questo riaddebito di spese solamente a voi. Credo che potrebbe essere valutata anche un riaddebito più complessivo. Potrebbe essere richiesto però perché come sempre servono, ripeto, anche delle perizie. servono delle perizie, per quantificare anche i bisogna vedere danni. bene come è accatastato, bisogna vedere bene la parte comune dov'è, Certo. perché ci può essere una parte Da comune dove che arriva. si insinua, per esempio, tra l'edificio, in quelle parti dove siete voi, pianerotti, Assolutamente. insomma, una serie di cose che Da valutare, è da molto complessa analizzare. comunque questa vicenda. Comunque io rilascio la mail per chi volesse, prendete carta e penna o segnatevela sul cellulare. Sì. Ed è... Anche sulla mano potete segnarla. Sì, Perché molti, no, infatti. però se state guidando, no, Col perché sennò mi dico, gessetto. ho fatto l'incidente per colpa dell'avvocato Leonardi. No, perché poi è l'avvocato risponde tutto Sì. attaccato, chiocciola dirittissimo wtws.com. Avete visto l'avvocato come si sforza a pronunciare per farvi Perché hanno anche capire? sbagliato, dicono direttissimo a volte, quindi capisci che la Quindi scandiscono. chiamateci al giovedì, non gli altri giorni, perché noi gli altri giorni non ci siamo. Non ci siamo sempre perché facciamo anche appunto altre Altre cose. attività. Comunque no, a parte gli scherzi, domanda assolutamente interessante e Faremo sì. un'altra magari puntata su condominiale, abbiamo Sì, anche... poi c'è anche l'avvocato Colombo, però ad ogni modo certo, anche lei ci Potremo anche supporta portare una nel volta condominio. notaio Malta per anche questioni legate a cosa? Notaio preziosissimo. Esatto. E poi prossimamente avremo anche, continuate a seguirci, ripeto, finché poi noi non saremo esausti di parlarvi di diritto, continuate a seguirci perché avremo anche delle altri Sì, magari colleghi, invitiamo specialisti che abbiamo visto interessanti. che abbiamo avuto anche il collega da Torino. il collega da Torino, abbiamo avuto la giuslavorista, commercialista, vorremmo portare, ci piacerebbe portare anche non di esso.
Insomma, manteniamo la curiosità, perché sennò qua Esatto, no, diciamo esatto, voglio subito spoilerare, tutto, dopo non mi chiamano. sembra, anche per i nostri amici di TikTok, manteniamo la Allora, curiosità, avremo un perché ospite presto veramente avremo, particolare, cioè un po' come che non se so avessero ancora. mantenuto la curiosità. Stasera ci sono i Duran Duran a Ah Sanremo, sì? io Sono sono Duran una Duran. fan, Ah. perché sono molto anni Ma quanti 80, anni hanno? per quanto 100 io avessi anni? un anno, Cioè, però esempio, io Duran Duran andavo alla festa di Sanremo nel 1996, avranno no, mi sa 50 che passati. anche nell'85 Quanti anni? ero 50 appena anni? nata. Sì, Ah. credo che siamo su con l'età, però secondo me spoilerano troppo presto tutto. Capisco che la stampa voglia sapere, No, io non lo guardo, per principio però non guarderò. tu sei No, esagerato, guardo invece solo sì. i video dopo. Guardi i Sì, commenti tu dopo, per mi piace commentare sì, mi dopo. piace dopo. Guarda che ci sono anche delle belle ragazze, Ma allora, belle ragazze sicuramente, ma se guardi Instagram oramai è molto più dici forse no, dico non serve, no, però dico ma cantanti che si io fanno quando in realtà che sono vedere. più vecchio di te, quando ero piccolino io, ragazzi, io avevo 8, 9 anni, c'era come si chiamava C'era un la ragazzo no, il che programma come quello, te amava i Drive-In, che Beatles, c'hanno i primi ironista. spogliarelli, Drive-In. Mamma mia ragazzi, Ragazzi, vabbè, ma io con questa direi che i possiamo primi ormoni sono sbocciati lì, nel Drive-In, signori. esatto, no, grandissima trasmissione, Beh, è vabbè. stata una delle prime trasmissioni Vero, di vero. intrattenimento italiane. Sicuramente un grande show, Il grande sì. Poi show. andava di notte, Forse era più bello perché c'era sì. più anche Beh, c'erano grandi curiosità. comici, Sì, del ma cabaret era meno c'erano. volgare poi, no, veniva rappresentata una scenografia meno era più Comici divertente, ma pazzeschi. bellissimo, Erano straordinario. quelli come si chiama quel posto che c'è a Milano? Teatro, cos'è, Parenti, no? Dov'erano loro? No, facevano un teatro, adesso mi Ah sì? sfugge il nome, Ah. oggi sono svanita, Smeraldo? ma No. no, facevano un cabaret in Viale Monza, che adesso non Ah, mi brava, beh, ricordo, dove è nato anche Abbatantuono. non mi ricordo più, però lo sa la Sveva. Lo Zelig? Non forse sì, forse potrebbe Viale essere lo Monza. Zelig, esatto. Vedi? Sveva, ma ragazzi, Sveva sa tutto. Sveva è Sveva sa avanti, tutto. però non facevano solo lo Zelig, vabbè, Beh, comunque lì sono nati a sono nati a Batantuono, teatro loro. poi sono nati Massimo Infatti, Boldi. sono nati a teatro e poi sono nate queste trasmissioni, come dici tu, Beh, che certo, le prime. negli anni Drive-In, 80 poi sono erano nati quelli, non mi ricordo, insomma tu so che guardi sempre la televisione. sì, io guardavo la televisione dalla culla, vabbè. Comunque, al di là di Va questo, bene, dai, dai, vi abbiamo fatto una salutiamo. battuta al volo, dai. Vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend Grazie. e grazie, Ci vediamo grazie giovedì prossimo, Massimo. grazie a Ci te vediamo giovedì Celeste, è prossimo, vero, mi di tutto. raccomando, almeno scriveteci. Buona serata. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Avete ascoltato l'avvocato